Un'altra cosa importante che sono gli aumenti che abbiamo avuto del gasolio. Fabio Turchetto, presidente della TV. Gli aumenti del gasolio, io vi parlo della mia azienda, ma mediamente, visto che tutte le aziende sono più o meno così, la TVO è costato 1 milione di euro in più l'aumento del gasolio, e la previsione è, partendo da 100 euro al barile, perché credo che non possiamo andare sotto i 100, no. Oggi era a 104, qualcosa. Sì, anche noi abbiamo parato a 100. A 100 la previsione per l'anno corrente è ancora di un ulteriore milione. La TVO spendeva 4 milioni di euro di gasolio all'anno, in un anno è arrivata a 5 milioni, chiaramente i voti li lascio perdere, quindi capite che è un incremento importante. Poi abbiamo un problema grossissimo con le assicurazioni, perché anche quelle l'anno scorso sono aumentate in maniera, direi, per noi anche abbastanza incontrollabile, nel senso che non riusciamo nemmeno a controllarle. Quindi sommiamo ai tagli della regione i maggiori costi che purtroppo il momento economico ci porta ad avere, senza contare poi che prima o poi ci chiederanno anche l'adeguamento del contratto di lavoro, visto che quanti anni sono che non fanno? Sono 4 anni che tutte le persone che lavorano presso le nostre aziende non vedono il rinnovo del contratto di lavoro, quindi possiamo anche aspettarci giustamente che chi lavora possa pretendere di avere anche in questo senso un rinnovo. Devo dire che faccio un plauso, qui parlo per i dipendenti a TVO, che su questo sono molto sensibili e quindi capiscono il momento, e le pressioni sono per il momento abbastanza flebili, però è un loro diritto, visto che sono 4 anni che non ricevono nessun tipo di... Allora io credo che, visto questo panorama, e visto che tutte le aziende l'anno scorso, perché noi ci troviamo regolarmente, sono riuscite in qualche modo a far fronte con le proprie risorse interne, ognuno ha scelto poi la strada giusta per la sua azienda, è riuscita a far fronte, quindi a portare i bilanci in pareggio o addirittura in piccoli attivi, o comunque sicuramente non negativi. Io non credo comunque che ci sia la possibilità di trovare ulteriori risorse, perché qui non stiamo parlando di 100.000 euro, qui si parlano di risorse che valgono qualche milione di euro, e non credo. Quello che trovo devastante di tutto questo, e frustrante per quanto mi riguarda, è che un settore che io considero strategico, perché dopo la sanità considero che la mobilità è assolutamente la seconda cosa importante, poi c'è l'istruzione, ci sono tante altre cose, ma un settore che comunque è considerato in Italia d'eccellenza, perché noi nel Veneto veniamo visti in questo modo, venga sempre penalizzato in nome di cose superiori che ogni anno cambiano di casacca, di nome, eccetera. Ecco, questo è frustrante. Noi ci mettiamo anima e corpo per far funzionare la mobilità nel Veneto, ci mettiamo anima e corpo perché abbiamo delle responsabilità personali anche per avere i bilanci in ordine, e poi otteniamo questi risultati. Credo che questo sia frustrante non solo per noi, ma credo per chiunque. Ecco, io voglio rappresentare la mia frustrazione per la poca attenzione che c'è in tutto questo. Basta.